È un patriarca molto informato quello che sbarca alla Mostra del Cinema di Venezia al Lido e ammette anche un po' di preoccupazione in vista della più che mai necessaria ripresa della scuola da lunedì. Se non dicessi che c'è un po' di preoccupazione direi una cosa sbagliata, perché la scuola è il banco di ripartenza del nostro Paese. Non solo perché è un'attività fondamentale, e sono anche altre le attività fondamentali, ma riguarda il futuro del nostro Paese. E sui fondi in arrivo dall'Europa, Monsignor Francesco Moraglia dice: Noi stiamo impegnando le generazioni future anche accettando denari che devono essere poi rendicontati e che comunque sia gravano sulle spalle dei vostri figli e dei miei e nostri nipoti. Quindi credo che la scuola sia un atto dovuto nei confronti di una generazione che comunque sia partirà dovendo fare i conti con una situazione difficile. La mostra esempio di ripartenza per l'Italia. È un festival che fa da capofila a tanti altri eventi, che bisogna avere il coraggio di non rinviare, di non tralasciare, e quindi credo che va dato atto al Presidente, al Direttore, a tutti coloro che hanno voluto fortemente questa manifestazione, diciamo un po' faticosa del festival, per il risultato che stanno portando in evidenza. E a proposito di film, ecco alcuni titoli che lo hanno particolarmente interessato. Io cito Notturno di Gianfranco Rosi, cito Le sorelle Maccaluso, cito Spaccapietre.